You ass! Come here, ass! Fuck! Senti, mi togli una curiosità? Una cinquantina. No, non era questo che volevo... Una cinquantina di cosa? Prima di te ne ho avuti una cinquantina. 50? Cosa sei, una specie di ninfomane? Non ho detto 50 precisi, ho detto una cinquantina. Quanti allora? 47, 48? 53. E tu? A me, al contrario di te, non piace vantarmi, ecco. Più o meno di 10? Meno. Senti, mi togli una curiosità? Più grosso. No, non era questo che... Più grosso? Sì, quello prima di te era più grosso. Ah sì? Sì, ti dà fastidio? No, affatto. Bene, davvero. A me non piacciono grossi. Tu sei perfetto. Grazie. Sono contenta che tu l'abbia presa bene. Le misure non contano. Questo è parlare da persona matura. Quanto più grosso? Senti, mi togli una curiosità? Se proprio vuoi saperlo. Zitta! Zitta! Non dirmi nulla, fammi parlare. Va bene, cosa vuoi sapere? Possibile che noi abbiamo sempre voglia e voi mai? Anche noi abbiamo voglia, cosa credi? Ma noi non ve lo facciamo capire. Ah, e adesso, per esempio, hai voglia? No. Senti, c'ho voglia, facciamolo. Non dovresti far venire voglia anche a me prima? Ok, allora guardiamoci un film porno con Rocco Siffredi e Eva Enger, eh? Tu c'hai sta fissa del porno. Sei senza fantasia. Perché invece non facciamo un giochetto erotico così per divertirci un po'? Tipo strip poker? No, tipo l'infermiere e il malato. Ma io non sono malato. Che c'entra? Cose come studentessa e professore, casalinga idraulico. Ah, ho capito, ho capito. Giochiamo a Rocco Siffredi e Eva Enger. Sei senza speranze. Aspetta, mi è venuta un'idea. E se ti proponessi qualche gingillo erotico, eh? Tipo? Che ne dici? Una zucchina? E che ci dovrei fare? Chi è quella senza fantasia adesso? Ah, ho capito. Aspetta, ho un'idea anch'io. Ecco qua. E questo cos'è? Un buco per infilarci la tua zucchina. Divertiti. Addio! Bah. Dove sei? Ti devo parlare! Ehi! Eccomi, veloce che sono nel bel mezzo di un torneo di calcio alla PlayStation, eh? Siamo in crisi. In crisi, ma che dici? Sì, non sei più focoso come un tempo. Prima volevi farlo sempre, adesso non ti va mai. L'ultima volta l'abbiamo fatto 2 settimane fa. Così tanto. Mi sembrava ieri. Ecco, appunto, vedi cosa intendo? Ho capito, ma non siamo in crisi. Io lo posso fare quando ti pare. Adesso. Adesso dici proprio ora? Problemi? No, no. Ecco, dunque, iniziamo. Senti, così a comando non ci riesco. Lo vedi, siamo in crisi, non ti piaccio più. Ma certo che mi piaci, non sei tu. Sono io che non sono in vena. Siamo in crisi. Ti ho beccato. Cosa? Tu vai su internet a vedere le cose porno. Non è vero, stavo defragmentando l'hard disk col FireWire del megabyte che... Cosa hanno quelle più di me? Non so, forse è che quelle sono delle gran porcone. Sei un pornomane, siamo in crisi. Addio. Non è vero! Solo perché appena sono solo in casa vado su internet a vedere il porno, che è l'unica cosa che mi eccita, è che sull'hard disk ho più di 1000 file porno tra foto e filmati, non vuol dire che sono un pornomane. Oh, sono un pornomane. E siamo in crisi. Cosa? Mi spieghi che ti succede? Nulla, è che... È che? È che siamo sempre io e te, tu ed io. E chi altro ci dovrebbe essere, scusa? E va bene, aspetta qui. Ecco. E questo chi sarebbe?
Si chiama Ano e io lo voglio. Salve. Ah no? Ma è maschio o femmina? In effetti non lo so solo che lo voglio. Sinceramente non capisco cosa ci trovi in quest'ano. Non c'è un perché, è più forte di me, lo voglio. E io non voglio. Ma tutti i miei amici ce l'hanno. Non mi interessa. Noi ne possiamo fare tranquillamente a meno. Non è vero. E poi cosa avrà mai quest'ano che io non ho? Per esempio, tu lo sai fare questo? Ah no? Subito. Hop. Ah. No. In effetti questo non lo so fare. Bravo Ano. Grazie. Quando hai finito con quello, io sarei qui. Ancora un attimo e arrivo, cara. Allora vieni oppure no. Uffa. Scusa, Ano, Eccomi. Senti, quando è troppo, scegli o me o lui. Dunque fammi pensare. Sì, lui. Fermi! No, non fate così, fermi! Insomma, basta! Fermi così? Non vi muovete? Wow, perfetto.